Amici del futsal, ben ritrovati e buon 2026 da Campo Ligure, CDM Sandro Abate. Si giocano 3 punti pesantissimi per iniziare benissimo l'anno e per cercare di rimpolpare una classifica che le vede là sotto, nella zona rossa, nella zona arancione, quella che tra playout e retrocessioni dirette condanneranno ben 4 squadre alla retrocessione in Serie A2 Elite. La CDM è in una crisi di risultati ormai profonda, viene da 5 sconfitte consecutive, l'ultimo punto ottenuto dalla formazione ligure risale proprio al 8 di novembre su questo campo, il 3-3 scoppiettante contro l'L84 Torino. Da lì in avanti poi solo ed esclusivamente sconfitte per la formazione di Hugo De Jesus, che ha fatto una grande fatica a trovare nuovamente punti, perdendo come detto le ultime 5 gare e ritrovandosi relegata all'ultimo posto in classifica a quota 6 punti. La Sandro Abate invece a quota 11, reduce dalla sconfitta contro l'Eco City Genzano al Pala del Mauro. Ha inserito diversi giocatori nel corso del mercato, è andato via Preane nelle scorse settimane, ha trovato comunque una buona solidità dal punto di vista della rosa. Adesso Piero Basile sarà chiamato inevitabilmente a cercare nuovamente risultati, messa diciamo una pietra abbastanza tombale per quanto concerne la Final 8 di Coppa Italia. Ecco che la Sandro Abate deve concentrarsi solo ed esclusivamente per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Inquadrata la terna arbitrale, saranno Denis Precai di Treviglio e Carlotta Filippi di Bergamo a dirigere l'incontro. Il crono invece sarà attivato da Giulio Fantino di Savona. Non ci sono novità per quanto riguarda le formazioni, andiamo a vedere quelle che sono state le scelte fatte da Piero Basile e Hugo De Jesus, con Basile che porta Ducci, Galletto, Filippigno, Botta, Victor Mello, Abate, Alex, Loconte di Lucio, Lolo Suazo, Dimas e Vitiello. Per quanto concerne invece la CDM, 2 tribune sono quelle di Giuninho e Butabusi. Per questi 12 scelti da De Jesus, Politano, Ortisi, Murilo Ferreira, Maltauro, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Ugas, Guga, Scavino, Ricci e il ritorno già da qualche settimana di Marco Boaventura, che era stato grande protagonista nella scalata della CDM Futsal nella scorsa stagione, ma anche quando era sotto il nome di Samp Futsal. Era stato sicuramente tra i giocatori più rappresentativi della formazione genovese. Vi ricordo che ieri si è giocata una partita, si è giocata a Sala Consilina Mantova, con il Sala che ha vinto per 3-2 sulla formazione lombarda. Alle 17:30 sempre qui sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, date hype ai video e alle dirette. Ci sarà Came Treviso contro Fortitudo Pomezia. Perché il resto della giornata verrà recuperata giovedì 8 gennaio con Active Network Meta Catania, Genzano Cosenza, Capurso Feldieboli dell'84 Napoli. Perché da domani ci trasferiamo tutti al Palasele di Eboli per raccontarvi la Final Four della Supercoppa italiana, anche questa in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio a 5 e sui canali di Sky Sport. Sul sito della divisione trovate tutta la programmazione completa, con Meta Catania e Eco City Genzano alle ore 18. Alle 20:45 il derby campano per eccellenza, quello tra Feldieboli e Napoli, mentre il giorno dopo alle 17:30 ci sarà la Supercoppa Under 19 tra Roma e Orange Futsalasti. Alle 20:45 invece la finalissima che assegnerà il primo titolo della stagione. Verrà osservato adesso un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia senza senso di Crasmontana.
Dunque, dopo il minuto di silenzio si vanno a posizionare gli arbitri nelle rispettive posizioni. Sarà la Sandro Abate a battere il calcio d'inizio. Visto il Diablo Alex sul punto di battuta con la maglia numero 11. Lui una storia infinita con Sandro Abate, fatta di andate e ritorni. Giocatore fenomenale, ed è iniziata CDM Sandro Abate. Galletto mentre il gioco si va da Massimo Abate, che non riesce a far passare la sua parallela perché è schermato da Ortisi. Prova ad andare subito in rapidità qui la Sandro Abate, che guadagna metri con l'iniziativa di Gennaro Galletto. È stato schermato da Boaventura. Attenzione al movimento, con la grande occasione per la Sandro Abate. Angolo dato Alex, fuori, ha provato lo Suazo ad andare vicino, fermato, l'ho fatto in causa Ducci, ancora Lobo. Abate, Suazo, Alex, sentire forti i tamburi. Al centro sport di Campoligure. La Sandro Abate, Massimo Abate con il sinistro di Lo Suazo, pallone che viene schiacciato dal 93, sarà rimessa dal fondo. Qui rivediamo prima la situazione dalla laterale, bucata Alex, Politano bravissimo. Torniamo live, giunta verso Ortisi. Alex gioca lui il pallone, pressato da Boaventura in prima linea. Bravo Politano a leggere la situazione. Ricci scambia con Boaventura, prova ad attivarsi il 44, che riesce a far passare il pallone verso il proprio capitano. Si prende comunque la rimessa laterale la CDM, che ha un bisogno disperato di punti anche per il morale. 5 sconfitte consecutive patite dalla formazione di Hugo De Jesus. Murillo prova ad andare in profondità da Ortisi, che lavora la palla sotto la suola, torna all'indietro, giocata su Ricci, che cerca di mettersi frontale alla porta. Ancora dai e vai con Murillo, il pallone però è finito fuori. La rimessa laterale sarà in favore della Sandro Abate. Alex tra le linee, ancora lui a gestire, orienta lo sguardo verso Galletto, che però è rimasto fermo sui blocchi. Allora Politano ha potuto leggere serenamente la situazione. Qui si incarta un po' Boaventura, che poi va in verticale la giocata su Ortisi, che ha provato a chiudere l'azione facendo correre Ricci. C'è stata una deviazione, sarà possesso per la CDM, inquadrato Daniele Ducci, chiamato primi di ottobre dalla Roma. Boaventura, Ricci, Murillo, da Ortisi a memoria a cercare la profondità in quella zona del campo. Ricci si mette in ritmo Boaventura, porta blocco Ricci, 1 contro 1 in isolamento di Boaventura, che non riesce a saltare la diretta avversaria, è rimasto con lui dal modo Galletto. E allora laterale CDM, bucata di Murillo dalla laterale, non ha trovato Ortisi, ma era passato col pallone radente in mezzo alle maglie
blu della Sandro Abate. Alex, Galletto, 1-2 che non passa, va giù Galletto, Ortisi libera il sinistro, pallone alto sopra la traversa con deviazione di Ducci e allora angolo per la CDM. Provato a squillare Andrea Ortisi. Destro al volo da parte di Ricci sull'angolo battuto da Ortisi. C'è la potenza, non ci sono però mira e convinzione da parte del gioiellino di casa. Qui intanto l'intercetto da parte di Boaventura che libera il sinistro. Ducci controlla e poi fa segno ai compagni di usare la testa. Va al dritto per dritto verso la porta. Ovviamente complicato segnare da porta a porta così. Un segnale però da parte di Ducci dai compagni. Politano, scarico indietro ancora Ducci in due tempi, va ad alimentare adesso l'azione offensiva la Sandro Abate fino in fondo, ma il campo è finito. Però Politano va rilancio ancora lungo verso Ortisi che ha cercato il controllo complicato anche perché c'era Galletto. L'ha pressato molto forte. Gennaro Galletto, 9 gol per lui nel campionato, prova a girarsi Ortisi che va fino in fondo, è rimasto attaccato a lui Massimo Abate. Movimento Ricci, si era liberato di Alex, ha trovato lo spazio per il destro, non ha trovato per i pali di Ducci. Seconda occasione importante per la CDM, ancora sul destro di Ricci. Un po' sonnecchiante quella fase difensiva della Sandro Abate con Alex che si è fatto spostare troppo facilmente. Eccolo qui il Diablo. Scambia con Galletto, ancora Alex, gli viene portato l'isolamento, lo pressa Boaventura, la trota che passa e arriva il gol del vantaggio della Sandro Abate Avellino con una palla meravigliosa da parte di Alex e il gol di Lolo Suazo. Rivediamo tutto, pallone geniale di Alex, Lolo Suazo compare nel terzo corridoio e dunque fa gol. Ed è il primo giocatore della Sandro Abate ad arrivare in doppia cifra perché anche lui era fermo a 9 e con questa perla sale a quota 10. Ricci prova a passare lui sul secondo palo, non c'è arrivato Ortisi anche perché c'è stata deviazione, ha sgasato ancora forte Ricci. Sinistro forte, impreciso, attenzione a Felippigno che riparte, 1 contro 2, Felippigno guida male la transizione, allora che prova a ripartire la CDM verso Ortisi, Ducci a dirgli di no. Questa era un'occasione che poteva essere gestita decisamente meglio dalla CDM che aveva trasformato la transizione difensiva in offensiva. È stato bravissimo Ducci a dire di no a Ortisi, che è vero la palla gli è arrivata sul destro, non è proprio il piede preferito da parte del capitano ligure, però da lì poteva fare sicuramente meglio. Galletto, questione del pallone tra Alex e Felippigno, anche Dimas a passare la CDM, l'ultimo tocco
giocatore in maglia bianca, inquadrato qui Galo Ortisi. Filippino sul punto di... anzi, destro di Dimas. Non è deviato. Sarà Di Lucio a battere l'angolo. Vediamo come si muovono i giocatori in maglia blu. Allontanato il pallone dalla CDM che prova a correre, ma il campo è finito e il pallone è finito fuori. I due passi Carlotta Filippi. La ripresa del gioco per la Sandra Abate. Dimas con il pallone di Lucio, gestisce il pallone a due con Victor Mello. Dimas, poi Filippino tra le linee, riesce a uscire bene la Sandra Abate. Dimas sporcato per un momento soltanto da Giovanni da Silva, e poi Di Lucio ha calciato col sinistro, pallone che è stato nuovamente impattato dai giocatori in maglia bianca. Nuovo possesso per la Sandra Abate. Conclusione da fuori da parte di Victor Mello. Non si fa mai pregare su queste situazioni, così come il fratello Felipe. Hanno doti balistiche importantissime, le ex bandiere della Vinomita di Petrarca. Politano, lancio lungo, cercare Maltauro, che però non può mettere giù questo pallone. Dimas, Mello, Dimas tra le linee. Però giocare ancora con Di Lucio. Sandra Abate è iniziata in maniera interessante questa manovra della formazione di Piero Basile. Qui da Silva vince il contrasto con Dimas, che poi lo mette giù. Calcio di punizione in favore della CDM e richiamo da parte di Precai, danni di Antonio Edimar dos Santos Dimas. Proprio da Silva sul punto di battuta. Scalato l'uomo sul palo, parte da Silva, non trattiene Ducci. Maltauro, che occasione anche qui per la CDM, si è salvata questa volta la Sandra Abate. Da Silva alza il pallone Dimas, facendola arrivare però tra le mani di Politano. Da Silva ancora da Alessandro Maltauro, riallarga il gioco. Controllare senza troppi problemi. Dimas, Galletto, ha giocato sul terzo corridoio. Una buona chiusura da parte di Boaventura, poi deve spazzare via il pallone la CDM, e allora Ducci con tranquillità si affida a Mello. Filippino, ancora a giocare nella propria campo la Sandra Abate. Qui Dimas fermato dalla pressione di Baklanov. Lascia parecchio giocare la CDM, almeno nella prima fase di lettura. Poi si vede che non c'è la pressione. Politano sale nella metà campo offensiva, poi alza questo pallone dove Guga non può arrivare, ma nemmeno da Silva, che aveva tagliato sul... anzi Baklanov, scusate, che aveva tagliato sul secondo palo. Imposta la Sandra Abate. Dimas prova a passare, fallo Guga. Calcio di punizione numero 1 per
la Sandra Abate. 1-1 i falli, 12:49 al termine del primo tempo. Per ora decide il gol numero 10 in campionato di Lolo Suazo. Finta poi il sinistro dritto per dritto da parte proprio di Lolo, che si porta a casa comunque la rimessa laterale. Ancora un'imbucata su Dimas. Alex è stato forte da Baklanov, riesce a far passare ancora il pallone. Politano, che gran parata qui del 95. Messo alla frusta ancora una volta da Lolo Suazo. Altro sinistro, e arriva il gol del 2-0 con il gol numero 11 in campionato proprio di Lolo Suazo, che si prende la scena della partita qui a Campo Ligure. 12:30 sul cronometro, ha raddoppiato la Sandra Abate. Lasciato completamente libero, sinistro violentissimo da parte di Lolo Suazo. Forse Politano non la vede partire e arriva il time out chiamato da Hugo De Jesus. Possiamo fare noi con la mezza? Ok. Tanto la regia ci sta riproponendo i due gol di Lolo Suazo. Il sinistro fortissimo di Lolo Suazo, che sale dunque a quota 11 gol in campionato. Visto che c'era stato anche un po' di animosità sulla panchina della CDM. Lolo Suazo che va a prendere Mattias Bloch a quota 11. Guardare ancora tutti dall'alto verso il basso nella classifica marcatori della Serie A. C'è Nico Lamas della Global Work Capurso, ma Sandra Abate che sta facendo la partita, sta facendo valere sicuramente le sue doti qualitative. CDM che è un po' sul filo depressivo delle ultime gare, delle ultime almeno 5 partite, dove qualcosa ha fatto vedere, ma non è mai servito per portare a casa punti dopo quella prova d'orgoglio importante contro la L84, dove costrinse l'attuale capolista al 3-3. Da lì poi notte fondissima in tema di risultati per la CDM. Alex, vediamo se Sandra Abate continua a taglieggiare la CDM, e qui ci prova ancora con Di Lucio. Maltauro, botta, questione del pallone pulito da parte della CDM, che riesce a bypassare la pressione della Sandra Abate, è riuscita a bypassare la pressione della CDM. Politano, Ricci, risale il campo, Ricci sfida, poi calcia col sinistro, la tiene lì Ducci. Alex, tutto una tecnica straordinaria. Aspetta lì Ricci, non ci sono maglie blu, allora Politano può
può recuperare serenamente il pallone. Da Silva, aspetta Galletto, Da Silva prova ad andare sul sinistro, giocata in angolo da Ortisi, c'è una deviazione, sarà corner per la CDM. (10:24) ancora da giocare, angolo battuto dalla CDM, si prova ad autolanciarsi Galletto, ma Ricci ha la McLaren nel motore. In qualche modo su questo rilancio bravo Ortisi a disturbare Lolo Suazo e allora a portarsi a casa un'altra palla da fermo in zona offensiva. Boaventura, Ricci, può andare il 44 fino in fondo, lui! Ed eccolo qui l'episodio che può cambiare la partita. C'è stata deviazione e allora vedremo se poi sarà autogol o gol di Ricci. Quello che conta però è che a 10:04 si è sbloccata la CDM. Poi rivediamo Ricci andato fino in fondo, palla dentro e non abbiamo visto se c'è deviazione o meno. Quello che però conta è che è cambiato il parziale. 10:04 sull'ennesima solita sgasata di Ricci. CDM dà segnali di vita. Massimo Abate qui sbaglia. Un passaggio complicato. Vediamo se questo è lo scossone che può dare un qualcosa. Una CDM che era apparsa troppo bianca. Eccolo qui ancora cercato Ricci, bravissimo però Ducci in uscita. Va a passare ancora la Sandra Abate, non c'è fallo. Attenzione che c'è la controtransizione, cercato proprio Ricci. E la chiusura difensiva con Massimo Abate che rimane giù. Un colpo al volto il capitano della formazione irpina. Proteste anche dalla panchina della Sandra Abate. Allora è rimasto giù Lolo Suaza. La CDM ha proseguito. Tra l'altro la partita con le City Genzano c'è stata una situazione simile che poi avrà portato all'espulsione di Maltauro e a diversi battibecchi tra le due squadre. È rimasto giù Massimo Abate. Qui rivediamo Ricci che va fino in fondo. Sì, dovrebbe essere autogol di Ducci. Vuoi venire qua dietro? Sì, dai. Si riparte con il possesso per la CDM. Palla battuta forte, controllata di rigore. Prova a passare Filippigno. Ortisi che lamentava che il pallone fosse uscito. Il possesso è rimasto comunque della CDM. Ancora Ricci a sradicare il pallone, a calciare forte col sinistro. Insomma ci sono adesso animi un po' tesi con Ortisi.
mette in mezzo Carlotta Filippi a tenere via Alex, anche Boaventura a dare manforte nelle proteste. Momento estremamente tosto. Attenzione che prova a ripartire qui la Sandra Abate. Fermato in un momento un pochino più di tensione verbale e non solo. Sono in palio punti pesantissimi. Il rientro nel parziale della CDM ha riacceso il palazzetto di Campoligure. Murillo, arriva il giallo. Questo blocco Dani di Boaventura. Ancora Capannello. Galletto che predica calma. Sta alzando il livello di tensione contra struttura ligure. Ventura giocata per Ortisi. Ducci si fa trovare pronto. Boaventura. Murillo di prima e dentro l'area di rigore. E time out Sandra Abate. Sembra esserci un po' più di serenità sulla panchina della CDM durante questo time out. Ovviamente il gol del 2-1 ha ridato un pochino di serenità, forse un pochino più di verde alla squadra ligure. È ripartita la gara. Filippigno, punta Ricci. Da due Dimas. Torna da Filippigno. Fa densità alla CDM. Murillo cerca di uscire con eleganza la squadra di casa, con Boaventura che ha cercato di alzare il pallone. Questo Leopolitano, bucato 2 volte da Lolo Suazo. Dimas,
posizione del pallone che arriva ad Alex. Galletto sbaglia, l'apertura sembrava abbastanza facile su Filippinho, che invece aveva iniziato la linea di corsa. Presa forte Alex, che ha provato a rubare il pallone a Boaventura. Politano in buca lungo su Ortizi, Galletto non può controllare il pallone. Murilo Ferreira, Ricci, è passato Ricci, sterza, è rimasto con lui Filippinho, provano a portargli blocco, è costretto a ricominciare all'indietro. Ortizi guarda un po' gli allettoni per difendere il pallone, schermare la visuale proprio Galletto. Si deve risistemare la CDM. Ricci, Boaventura prova ad andare da Ortizi, Murata che non riesce, allora Galletto con serenità, Filippinho. Dimas, anche lui non ha l'intenzione di accelerare, muove il pallone con intelligenza la Sandra Abate. Galletto, Dimas, ancora da Felipe. Galletto tra le linee, poi si libera per il destro, deviazione angolo. Era un po' che mancava la Sandra Abate nella metà campo offensiva. Ortizi alzare il pallone per andare in verticale, situazione un po' complicata, continua girando dei cambi. Tornato in campo Victor Mello. Dimas correre internamente sulla tracciante di Lolo Suazo, pressa ancora Dimas, da Silva dice che per il momento non deve passare, poi allora Dimas prova a rendere pan per focaccia con l'errore Politano, erroraccio della CDM, erroraccio di Leo Politano, e c'è il gol del 3-1 da parte di Di Lucio. Di Alex, scusate. Dunque Alex fa 1-3, si riporta a +2 la Sandra Abate. Festival dell'orrore in casa CDM. Si reagirà la formazione di Hugo De Jesus. Alex, Mello ancora per Alex, cerca di mettersi in postura per l'1 contro 1. Boaventura rimane con lui, ma il pallone resta con Alex, che poi ha cercato ancora una volta un assist geniale verso Di Lucio, che aveva attaccato la zona scoperta. PCDM con il rilancio lungo, Ortizi commette fallo ai danni di Mello, calcio di punizione per la Sandra Abate. Politano, mentre Ducci ha ricevuto istruzioni da Piero Basile. Duga ha cercato di passare, Baccanov in verticale da Maltauro, non c'è precisione. Positivo per la CDM, che 4:45 nel primo tempo sotto 3-1. La Sandra Abate
estremamente concreta. Per attivarsi proprio Guga, che commette fallo. Terzo fallo della CDM contro i due della Sandro Abate. Difficoltà oggettive. Da Silva. Di Lucio rimane con lui. Riesce a allargare nuovamente il gioco su Guga, che sterza. Poi va da Maltauro. La pisata all'indietro per Baklanov. Dimas, che corre al cambio. C'è il posto a Galletto, inquadrato Andrei Baklanov. Adesso va tutta dalla laterale. Addosso un giocatore avellinese, e allora Di Lucio può condurre la transizione. Qui Politano bravo. Ancora, che occasione qui per la Sandro Abate con Lolo Suazo. Non è arrivato a impattare il pallone, ma appena riesce ad andare in verticale la squadra di Piero Basile fa sempre estremamente male alla CDM. Quadrato Guga, si mette a posto lo scarpino. Laterale per la CDM con quadrato Lolo Suazo, che ha alleggerito, il pallone fuori dal campo. Quindi barriera fatta da Di Lucio, giocata a due. Attenzione da Silva, Baklanov, che occasione, che bravo Ducci. Occasionissima per la CDM, bravissimo Daniele Ducci. Mamma mia. Brava a cacciare forte da Silva. Non c'è deviazione. Angolo e spazio per misurare sicuramente meglio la conclusione. Qui il numero 11, che era esploso con la maglia della Osta. Alex, sombrero, mirino sulla porta, poi arriva Murillo, lamentano un retropassaggio volontario da parte di Murillo Ferreira. Non è questa lettura né Precai né Filippi. Attenzione che prova ad andare Baklanov, ne salta due, però poi arriva la chiusura di Ducci. Fatto vedere qualcosa di interessante. Degli arbitri, attenzione, ora decide Carlotto Filippi. Allora, è arrivato un giallo. Stanno ancora parlando via auricolare Filippi e Precai. Dalle tribune, ma anche dalla panchina, lamentano un rosso per Everton.
Everton Felipe, hanno chiamato anche erroneamente Filippigno in alcuni istanti della partita. Si è abbracciata su Baklanov, che però è stata ritenuta da giallo. Sono fortissime da parte della Sandra Abate. Il botta, scherma il pallone a Ricci e protegge la rimessa dal fondo. Ducci, transizione su Botta, che poi colpisce Murilo Ferreira, che rimane giù. Di solito non è uno che fa abbastanza scena. Murilo, perso anche lo scarpino. Si riprenderà con un possesso per la CDM. (2:33) al termine del primo tempo, che a livello di durata sta andando parecchio per le lunghe. Intanto Ricci cerca di frustare in qualche modo fase difensiva della Sandra Abate. Infatti il pallone torna a lui. Ricci non passa, allora prova a riattivarsi Lolo Suazo con le lunghe falcate, il pallone allargato verso Everton. Bravissimo Politano, vediamo se riparte ancora la CDM. Boaventura fermato. Ha un'ottima capacità di ritornare all'indietro la Sandra Abate. Boaventura, Murilo, trova un'imbucata complicata su Maltauro. Allora riparte la Sandra Abate erroneamente, perché Galletto aveva attaccato la parte interna del corridoio. Botta invece voleva dargli la sola corsa. Maltauro prova a liberarsi proprio di Botta, che lo ferma. Poi un tocco proprio di Maltauro ai danni di Alex. Chiede subito scusa a Alessandro Maltauro al numero 11 in maglia blu. Ecco qui, gol del 3-1 per lui. Mello, Galletto, Lolo, Alex scippato da Murilo, però Victor Mello viene fermato nuovamente da Maltauro. Isolamento di Ricci, fermato senza fallo, tutto regolare. E allora c'è un'altra transizione da parte della Sandra Abate, non riesce però ad arrivare alla conclusione. Pallone che arriva in destinazione da Ducci. Prova a passare ancora Lolo Suazo con un numero dei suoi. Lamentava una trattenuta fallosa il 93. Per le due passi Carlotta Filippi. Pallone puntato forte dentro l'area di rigore, che non passa. Galletto rallenta Ricci, poi lob verso la porta di Ducci. Lolo fa correre Galletto. Cala il poker la Sandra Abate a 55 secondi dalla fine, con il gol del 4-1 di Gennaro Galletto, che arriva a quota 10. Grandissima palla a tagliare il campo, e Gennaro Galletto davanti a Politano lo fredda. Secondo giocatore della Sandra Abate ad andare in doppia cifra. Si da quota 10 Gennaro Galletto.
La Sandro Abate adesso scappa. Murillo, indietro da Politano, calza nuovamente il pallone verso Ortisi. Il tornello a centimetri e tempismo per evitare che il pallone finisse nella zona del 4 in maglia bianca. Boaventura con la forza della disperazione calcia sul secondo palo. Si salva ancora la Sandro Abate. Ormai è più affidata alle situazioni individuali. La fase offensiva della CDM, a livello di manovre giocate, poco. Ancora Boaventura, attenzione che si è aperto il campo. Il gol del 5-1 della Sandro Abate con Dimas. Che botta per la CDM, che cinismo e che concretezza per la Sandro Abate Avellino, che ha fatto valere tutta la sua qualità in fase realizzativa. È arrivato anche il gol di Antonio Edimar dos Santos Dimas, 5-1. Murillo, una fotografia lampante, questo passaggio di Murillo Ferreira nel vuoto cosmico del primo tempo della CDM, che ricorda molto la prima frazione di gioco che aveva fatto contro lo Sporting Sala Consilina. Fischia 2 volte Precai, squadre negli spogliatoi. CDM 1, Sandro Abate 5 al termine del primo tempo, per la squadra ospite che ha fatto il bello e il cattivo tempo dentro il palazzetto dello sport di Campo Ligure. CDM che corre negli spogliatoi, più serenità ovviamente in casa Sandro Abate. Linea che può tornare alla regia. Ci sentiamo nel secondo tempo per il racconto degli altri 20 minuti di questa seconda gara della 14ª giornata.
Entrate in campo le squadre per il secondo tempo di CDM Sandro Abate. Il parziale del primo tempo ci ha detto che la CDM è sotto in casa per 5-1 contro la Sandro Abate, che è andata 2 volte in gol con Lolo Suazo, una con Alex Galletto e Dimas. L'autogol generato da un tiro di Ricci aveva parzialmente riacceso la CDM, che ha avuto la possibilità anche con Ortisi di poter andare sul 2-2, non è riuscita a trovare il punto del pareggio e poi la Sandro Abate con grande cinismo, con grande anche serenità ha fatto sfogare la CDM per poi colpirla per 2 volte, anzi 3 volte nel corso del finale del primo tempo, andando a mettere a 5 le proprie segnature. Baklanov, riservito il lettone. Murilo, giocato ancora su Ricci. Baklanov da Maltauro, si muove Ricci, Ducci si presenta così all'inizio del secondo tempo. La CDM con l'unico giocatore in grado, almeno questa sera, ma più volte si è visto nell'arco della stagione, di animare un po' la formazione di Hugo De Jesus, ovvero Ricci, che prova a calciare ancora. Non trova però questa volta bersaglio grosso. Francesco Ricci. Però Ducci. Lolo Suazo. Complicato qui l'uscita della Sandro Abate. La CDM però sbaglia a sua volta. Anche in questa fase così di prima impostazione fa così tanta fatica a generare un flusso di gioco. È complicato la squadra di Hugo De Jesus riuscire ad essere efficace. Qui Alex cerca di uscire in un fazzoletto. Politano ha recuperato il pallone. Baklanov si accontenta della laterale facendo sbattere il pallone addosso ad Alex. Murilo. Bakla. Ricci preso in marcatura individuale da Galletto. Qui va intanto il primo fallo del secondo tempo da parte di Victor Mello ai danni di Alessandre Maltauro. Derby veneti. Qui Ricci riesce a passare, poi però va allo scarico su Baklanov, letto dagli avversari. Murilo che prova ad andare verso Maltauro, che lì si trovano i due. Politano imbuca proprio su Maltauro, che cerca di liberarsi per il sinistro. Murato l'idea, allora Baklanov poi finisce in fallo laterale. Bakla torna da Ricci. Laterale per la CDM con Gennaro Galletto. Si pone fuori, poi Alex cerca la giocata illuminante. Lolo Suazo, in qualche modo è arrivato Politano a dire di no, a chiudere questo triangolo ampio tra Alex e Lolo. Galletto sul punto di battuta, la lascia lì. Provato conclusione Lolo, attenzione a Ricci, fermato ancora una volta da Mello.
Baklanov riallarga su Murillo, sul secondo palo Ducci ci mette la mano, allora Galletto ancora con l'esterno a cercare Alex, questa volta che era sulla corsia di destra, riuscita a raggruppare la CDM quasi difensiva e a coprire. Ricci, il tema è sempre quello, Baklanov, Murillo prova a portare un po' di scompiglio, cercato di allargarsi, bravo Lolo Suaso con una lettura difensiva a mettere il pallone fuori laterale. Politano avanza, Mirino sulla porta, calcia, personalità, Galletto va giù. Intanto c'è il giallo per Baklanov, voleva il rigore Galletto, ma è stata punita la prima irregolarità. Sto bravo Gennaro Galletto a rimanere in piedi fino all'ultimo. Arriva Precai, si corre tutti, che fischia lui. Victor Mello sul punto di battuta. Confabula Piero Basile in panchina. Victor Mello l'appoggio fuori destro, ancora Victor Mello che non trova la deviazione con il destro, vicinissimo al sesto gol alla Sandra Abate. Politano avanza Murillo, non riesce a imbucare, Victor Mello non può trasformare in offensiva il suo break. Ricci, solito doppio passo sinistro, Ducci presente. L'ultimo tocco è stato di un giocatore maglia bianca. Qui si distende la Sandra Abate per andare ancora da Galletto, non ci riesce, è ancora transizione per la CDM. Ricci, doppio passo, schermato, finisce così nel cestino questa transizione della CDM che può ripartire comunque. Una rimessa laterale, fatto Everton. Politano gioca ancora all'indietro il pallone, la CDM che non cerca poi, un'uscita stilisticamente complicata, freddo tecnico in quel di Campo Ligure per la formazione di casa, che fa fatica certe volte davvero a fare 3 passaggi di fila. Ricci, Murillo prova a farlo correre, ma Dimas ha già capito tutto, allora prova ad impostare Sandra Abate con Everton, giocata a 2 che passa, Everton dal lato corto, si salva qui la CDM con angolo di tiro ristretto, il 22 ci ha provato Da Silva, Boaventura, prova ad andarsene Da Silva, fermato proprio da Everton, fermato a sua volta, serie di errori pazzesca. Chiama Boaventura a calciare col sinistro, mismatch fisico con Everton che lo accompagna all'uscita.
Boaventura. È rimasto con lui Di Lucio, per cui arriva il fallo da parte di Dimas. Secondo fallo della Sandra Abate. Boaventura, giocato da Silva. Boaventura, ancora da Silva, pallone prefinito fuori. Everton, Di Lucio, Dimas. Everton ha cercato la traccia interna su Dimas, non si sono però trovati i due. Molto interessante questa soluzione scelta dai giocatori di Piero Basile. Solito rilancio lungo da parte della CDM. Alla fine porta la rimessa laterale di Da Silva. Guga, piccolo passo. Da Silva. Guga, torna indietro. Boaventura, e poi finisce fuori. Complicato per la CDM riuscire a inventarsi qualcosa. Forse anche sintomatico che Hugo De Jesus non abbia ancora pensato al portiere di movimento per cercare in qualche modo magari di creare una situazione in superiorità numerica. Everton, Dimas, lo scippo di Ortisi alle spalle. Allora Boaventura prova a passare su Dimas, ha battuto, calcio di punizione giusto. Il fallo di Di Lucio. Arriva il giallo anche per Di Lucio. Guga, vem pra pauta só. Só pra pauta. Só pra pauta. Você pode ver quem tá com cartão amarelo, tem um outro pendurado, hein? Sai em cima pra... Boaventura sul punto di battuta. Si Dimas in barriera con Ducci. Che scala uno sul palo. Boaventura dritto per dritto addosso gli stinchi di Dimas. Politano. Da Silva. Aspetta Alex. Lo salta Da Silva che poi suola su Botta, che però ci mette il piedone. E intanto incomincia a esserci movimento sulla panchina della CDM. Vedremo se Hugo De Jesus deciderà di mettere il portiere in movimento, anche perché questa squadra ha bisogno di una sorta di elettroshock per provare a rianimarsi. Abate con un vistoso turbante in testa, con la botta presa nel primo tempo. De Lucio torna indietro da Ducci. Di Lucio. L'avventura era lontano, a far correre Alex Giovanni Da Silva con la diagonale difensiva interessante. Boaventura si è aperto lo spazio. Boaventura calcia, pallone che finisce fuori di pochissimo. Squillo di Marco Boaventura. Lo rivediamo qui. Se ne va. Saltato anche Massimo Abate. Poi il suo destro che sussurra al palo alla sinistra di Ducci, ma poi finisce fuori. Con questa palla la Sandra Abate. Lolo Abate
Abate il passaggio. Ortisi per Ricci. 1 contro 1 di Ricci. Lolo Suazo lo ferma in uno scontro generazionale. Poi Ricci commette fallo. Vedremo un po' chi metterà la maglia del portiere in casa CDM. Addirittura qui altro errore tecnico. Con questa palla proprio Boaventura, eludendo il tentativo di Alex. Dalla CDM, attenzione, Politano era fuori dai pali, ha provato il golasso Lolo. Ricci. Da Silva, sulla transata di Boaventura, si stringe la Sandra Abate, Dimas recupera il pallone, salta da Silva e salta Ricci, e poi è arrivato Politano come un missile a leggere con anticipo il pericolo. Mentre il pallone in foro laterale, 11-27. Ancora possesso per la Sandra Abate. Gennarino Galletto. Da Lolo Suazo, preso in consegna da Ortisi. Pallone che passa verso Everton. Non ci sono deviazioni bianche. E allora Politano, per mettere in gioco il pallone, inquadrato Lolo Suazo. Doppietta per lui. Il gol dell'1 e del 2-0. Esce bene qui la Sandra Abate con Everton, e Ortisi è costretto a spendere il giallo. Inevitabile la sanzione disciplinare per il capitano della CDM, che arriva a 4 falli. Non mancano 11 minuti al termine della partita. Boa. Victor Mello sul punto di battuta. Anzi no, giocato su Everton. Lolo Suazo. Mello. Può andarsene Lolo, fermato da Ricci. Boaventura. Ortisi. Boaventura. Torna dal suo capitano. Nuovamente da Murillo. Imbucata su Ortisi. Infine Ducci. Poi rilancio lungo. C'era movimento da parte dei suoi compagni di squadra. Baklanov. Si è un po' messo Ricci. Scivola. Qui Lolo Suazo voleva costruzione da parte di Murilo Ferreira, che ha usato anche lui l'esperienza. Precai chiamato ingresso dello spazzolone. Si può ripartire con il possesso per la Sandra Abate, con Everton. Lolo Suazo, lato un po' pericoloso. Ricci prova a spezzare il raddoppio di Galletto e Victor Mello. L'ultimo tocco è di Francesco Ricci. E guarda l'indietro per dire: ma cosa devo fare di più? Ducci ha provato a connettere il pallone con Everton. Fuori Ortisi, dentro Maltauro in casa CDM. Continua a mescolare nel pentolone Hugo De Jesus per cercare di trovare qualcosa di diverso. Qui Maltauro lascia il pallone e allora prova a ripartire la Sandra Abate
con Murillo che ferma le intenzioni di Lolo Suazo, poi Politano lo mette praticamente in grandissima difficoltà. Grande nervosismo in casa CDM, poca lucidità anche nelle scelte, nelle soluzioni. La CDM supererà giovedì 2 mesi, non succeda qualcosa di clamoroso. Tra qui intanto Alex Politano molto bravo con la parata di figura. Almeno lui sta cercando di tenere in piedi l'aspetto psicologico della partita. CDM non fa punti dall'8 di novembre. Altro angolo per la Sandro Abate. Stropicciato qui questo calcio da fermo da parte della formazione di Piero Basile. Risci se ne va, prova a sgasare, arriva però Botta a chiudere ogni spazio vitale in quella situazione. Maltauro maltrattato sportivamente parlando da Botta, non gli ha fatto fare assolutamente niente. Enzo Botta. Politano si accontenta di prendere il pallone con le mani, i compagni vicini, adesso poi sì. Ricci ha cercato una giocata su Lolo Suazo, arriva il time out in casa CDM dove molto probabilmente Hugo De Jesus cercherà di preparare il portiere di movimento. Sandro Abate che quando sale di ritmo dà sempre la sensazione di poter essere efficace nella metacampo offensiva. Indicazioni di Piero Basile, se la parlano Botta e Galletto. Vedremo tra poco chi metterà e se ci sarà la maglia del portiere di movimento. Politano se la chiacchiera con Di Tommaso. Ultime indicazioni dalla panchina della Sandro Abate. Dentro Vittormello e Galletto insieme a Botta e Everton, se abbiamo visto male. Il portiere di movimento in casa CDM. Difende con Galletto, Everton, Botta e Vittormello, Basile, Guga fare il quinto. E allora si inizia con la danza. Guga, Boaventura in cabina di regia, Murillo e Ortizi dall'altra parte. Transizione veloce di Guga, aggressivissimo Everton a sporcare l'idea di Baklanov. Boaventura, giocata in angolo, ancora Ortizi, si mette lui, adesso impostare Boaventura, Guga, gira il pallone la CDM, Boaventura, Murillo, palla in angolo. Ottima chiusura ancora una volta della squadra di Piero Basile, che del portiere di movimento è sicuramente uno dei maestri nella sua applicazione specialmente offensiva, ma ovviamente l'allenamento si fa anche la fase difensiva. Guga, Boaventura per Murillo. Boaventura, Murillo, lato lato che passa, alza la pressione però Everton, prova a entrare tra le linee Baklanov, Ortizi da una posizione impossibile, deviazione che c'è stata e allora sarà possesso CDM
con l'angolo che verrà battuto ancora da Andrea Ortisi. Murillo, Boaventura, Murilo Ferreira da Ortisi, ancora Murillo, Guga orienta su Baklanov che si gira, torna poi da Guga, ancora Baklanov. Boaventura in angolo, prova a passare Boaventura, occhio ad Everton per il gol del 6-1 della Sandro Abate Avellino a 7:12 dal termine. Il gol di Everton a porta vuota, bravissimo a prendere il rimbalzo e poi a farla girare verso la porta vuota della CDM. 6-1. Guga, Boaventura, Murilo Ortisi, Murilo Boaventura, ancora da Guga, si era fatto vedere Baklanov, Boaventura, posizione di impostazione, Murilo, Boaventura, incomincia a ballare Alex tra le linee, poi calcia Boaventura, però non finisce fuori di poco. Qui prova a breccare Murilo, porta a casa l'angolo Ortisi, allora potrà tornare Guga con la maglia del portiere di movimento. Cosa che non va in questa giocata. Filippi che va a colloquio con Ortisi. Guga, Boaventura, Guga, lo aggredisce Everton. Boaventura, Murillo in angolo da Ortisi, pallone che arriva dentro l'area di rigore, non è riuscito a indirizzarlo verso la porta della Sandro Abate e Baklanov. E allora può tornare però a mettere il portiere alla CDM. Guga, Murilo, Guga, Boaventura, Murilo in angolo da Ortisi che calcia, quando finisce fuori. Ducci accomodato, recupera il pallone ancora Boaventura dopo l'intervento di Murilo, poi Boaventura al posto di spingere verso la porta di Ducci vuole riposizionare i compagni sullo scacchiere offensivo. Murilo, Boaventura, Murilo, Ortisi, ancora Murilo, tra le linee Boaventura da Guga, non produce niente ancora Everton, questa volta però da posizioni e condizioni di calcio complicate contro la porta. Questo intanto Gennaro Galletto, e sale la Sandro Abate a mettere pressione alla CDM per non consentirgli un'uscita facile con il portiere. Balla in prima linea Alex, Murilo riesce a far passare il pallone su Boaventura, Alex però è un martello e non lo molla, poi si decide di andare a mettersi lui in prima linea. Murilo risale fino quasi all'altezza del libero. Ortisi, Boaventura, provano a invertirsi le posizioni i due mancini. Boaventura ancora ricevuto da Ortisi, sempre il 70 che cerca di caricare il lato forte di là. Murilo sul secondo palo, non c'è però l'appuntamento con Baklanov. E time out in casa Sandro Abate.
Fine della sospensione tecnica chiamata da Piero Basile a 4:51 al termine della partita. Sandro Abate in vantaggio di 5 gol contro una CDM che neanche col portiere di movimento è riuscita a trovare quello spunto, quella situazione che avrebbe potuto magari dare una soluzione diversa, almeno fino a questo momento alla partita. Boaventura, Murillo, Boaventura, Da Silva, Boaventura, pressato forte da Everton. C'è anche Alex con lui in prima linea, la rimessa laterale in favore della Sandro Abate, con Alex che chiama alla salita Galletto. Lolo Suazo, ancora da Alex, sponda indietro per Galletto, nuovamente su Lolo Suazo, cerca di uscire in maniera pulita la Sandro Abate, deve concedere il possesso alla CDM che va a rimettere nuovamente il portiere di movimento. Sì che c'era, basta guardare, alzare questo cazzo di testa. Prima costruzione, stavolta affidata a Murillo. Da Silva, palla sul secondo palo e arriva il gol del 6-2 di Boaventura. L'hanno mossa bene questa volta i giocatori in maglia bianca. Pallone che è passato tra le maglie blu e arriva il gol del 2-6 di Boaventura. Vedremo se questa sarà una situazione che darà un pochino più di verve in questi ultimi minuti. 3:34 al termine della partita, con Sandro Abate che comunque continua a avere il manico della partita in mano. Lolo Suazo, provato a girare verso Alex, un pallone complicato, la tiene viva Ortisi, posizione offensiva, poi calcia con il destro, pallone che finisce in angolo e allora tornerà l'uomo in più per la CDM. Pallone in angolo da Ortisi, Da Silva, Guga con uno stop a inseguire, Murillo, ancora per Guga, in angolo da Boaventura, Guga, Murillo, Ortisi prova ad andare da Silva, rubato il pallone da Galletto che prova a girarsi, pallone che corre verso la porta e finisce fuori. Ha provato a girarla con il sinistro Victor Mello. Che attenzione alla pisata cieca che mette in grande difficoltà la CDM. Galletto per il gol del 7-2. Ancora Gennaro Galletto, rispedita subito all'indietro la CDM Futsal. Break solitario di Gennaro Galletto, rete numero 12 in campionato. Trova una grandissima buca d'angolo il numero 2 di Piero Basile a 2:37 dal termine. 2-7. Boaventura. Adesso attenzione al pallone che si alza. Finisce fuori. 2:19. Da Silva. Torna il pallone da Boaventura che la gioca in angolo. Ha recuperato il pallone ancora dalla Sandro Abate con Lolo Suazo che cala il gol numero 8, la sua tripletta personale a 2-0-2 sull'ennesimo errore tecnico dei giocatori della CDM. Qui è bravo Everton e poi Lolo Suazo, morbido morbido,
mette dentro la tripletta. Scarica. 8-2, posizione pesantissima. Boaventura ha riallargato il gioco. Prova a passare da Silva, ancora si combatte in quella zona, è finito giù. Finito giù Murillo. C'è ancora il sinistro cercato da Silva. Muri, vem. Prova ancora la CDM ad avanzare. Ultimo minuto di gioco che inizierà tra 10 secondi. Ricci rimette in campo Hugo De Jesus, sul quale questa società ligure probabilmente potrà fare delle valutazioni anche con l'imminente sosta. Intanto Ducci prova ad andare per la porta di Politano, visto che dopo il 10 gennaio ci sarà la sosta per l'Europeo. Boaventura, pallone imbucato dove non ci sono maglie bianche, prova a uscire la Sandra Abate. Da Silva prima di botta, Maltauro cerca di girarsi, torna da Boaventura, 1 contro 1, prova nuovamente Boaventura, stavolta con il sinistro, non trova Abbascia. lo specchio della porta di Ducci. Quando mancano 11 secondi si ferma la Sandra Abate, si ferma anche la CDM, che dunque perde per la 6ª volta consecutiva. La Sandra Abate mette in cascina 3 punti molto importanti in ottica salvezza. A posto così a Campo Ligure, la Sandra Abate vince per 8-2 contro la CDM. Una trasferta, nella prima trasferta del 2026, con la tripletta di Lolo Suazo, ma anche in fase realizzativa un ottimo Gennaro Galletto. Ovviamente la regia inquadra e sta con il primo piano su Lolo Suazo, autore di 3 gol. Da Campo Ligure è tutto. Io vi ricordo ancora una volta il finale, lo vedete in sovraimpressione. La Sandra Abate ha battuto per 8-2 la CDM Futsal, il grande futsal. Adesso però si sposta domani con Eboli, che sarà la capitale invernale del calcio a 5 italiano, perché c'è la Supercoppa italiana che verrà assegnata nella Final Four alle 18, con prepartita alle 17:30. Vi racconteremo Meta Catania e Cositi Genzano dalle 20:40. Invece il derbissimo tra Feldi Eboli e Napoli, tutto in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5, ma anche sui canali di Sky Sport, soprattutto sui canali di Sky Sport Mix per quanto riguarda Meta Catania e Cositi Genzano, canale 211, Sky Sport Max per canale 206 per quanto riguarda Feldi Eboli Napoli. Domenica invece su Sky, sul canale 201 e sul 204 Vero Arena, la Supercoppa Under 19 tra Roma e Orange Futsal dalle 20:40. Invece sul canale 204 l'atto finale della Supercoppa di Serie A. Da Pietro Mazzara è tutto, la linea che può tornare alla regia.